Allora, riprendiamo. Naturalmente molti professori, tra i quali chi parla, cercano di scansare fatiche, domande, problemi, e quindi scrocco una buona risposta al quesito di Ellero da Livia Andrigo. Prima però Lucia ci legge la domanda. Possibile? O deve travasare? Benissimo. Sì, siamo high tech in buon italiano. C'è quella bella petizione di Anna Maria Testa, ditelo in italiano. Sì, la pubblicitaria. Sì, firmata, perché così almeno. Eccoci qui. Allora il professor Ellero, che è in collegamento da Vicenza, chiede quali sono secondo voi gli strumenti più efficaci per educare i ragazzi della scuola primaria all'argomentazione. Personalmente, dice, credo si potrebbe partire anche dall'oralità, dalle piccole dispute di ogni giorno fra compagni di classe, fra amici o fra ragazzi e genitori, per abituare i giovani a esprimere le proprie ragioni in modo motivato. Siete d'accordo? Ritenete che questo potrebbe essere un passo preliminare opportuno prima di passare all'argomentazione scritta? Questa è la domanda. Sì, ma ovviamente siamo d'accordo. Se ci sia un parallelismo o prima l'orale e poi lo scritto, a questo non so rispondere, dipende dall'insegnante, dalla classe, non saprei. E Livia Andrigo ha già avuto, grazie al suo fertile ingegno, un'idea. Al fatto che parlo italiano. No, volevo dire, potrebbe essere una soluzione dividere i ragazzi in due squadre. Uno sostiene una tesi, l'altro sostiene un'altra, in modo tale che si organizzano e poi alla fine stringono e chiudono scrivendo quello che hanno detto per punti. Io vedo che fanno molta fatica a scrivere. È veramente uno scoglio. Mi sono interrogata del perché. Ho visto che la matematica è molto più soddisfacente dell'italiano scritto. Perché quando risolvo un esercizio ho vinto la mia sfida, la mia gara, sono bravo. L'italiano scritto non mi accontenta mai, non è mai a posto, eccetera. Quindi bisognerebbe fare in modo che alla fine di un discorso di questo tipo arrivassero ad avere qualcosa di buono in mano. Una valutazione, un valore, una maggiore chiarezza, insomma, che diventasse qualcosa di propositivo, credo. Ma così, senza aver... Ascoltando la tua risposta mi viene in mente che nel Medioevo c'erano contrasti di due tipi. Due argomentanti, per esempio l'acqua e il vino, senza giudice. E poi c'erano i contrasti con la rosa e la viola, con un giudice, il Giglio mi pare, che dà la sentenza. Io inclinerei personalmente, ma insomma, al secondo. Certo. E l'insegnante si deve pronunciare, è meglio che si certo, se no sì. Rimane tutto un po' No, rimane vago. una disputa vuota. Invece appunto. devono concretizzare qualche cosa. Qualcuno deve vincere. Bisogna arrivare a una conclusione. Devono vincere con la bontà dell'argomentazione e quindi con una coerenza in quello che dicono, che poi deve essere condivisa da questo piccolo gruppo, insomma. Anche perché in queste due squadre vanno anche ragazzi che magari condividono la posizione dell'altra squadra, ma ci vogliono due squadre l'un contro l'altra armata, possibilmente a parole, e quindi, vabbè, insomma, non so se... Forse può essere un'idea così detta un po' all'impronta, e poi però arrivare ad uno scritto, in modo tale che poi il collega possa valutarlo e i ragazzi abbiano uno stimolo anche di serietà nella produzione. Perché altrimenti rimane una chiacchierata, quindi deve essere finalizzata. Che trova, certo. Benissimo. Va bene, allora torniamo a Fedro? Va bene, buonasera. Sono a posto. Sì, sono Roberto Stradiotto e è stata preparata per questa sera una proposta di attività laboratoriale da svolgere in classe con i ragazzi, indistintamente dalla classe prima, seconda, terza, compatibilmente con
con le competenze linguistiche e grammaticali che i ragazzi hanno, e io poi vi farò vedere come questa stessa attività io l'ho sviluppata in una classe quarta al liceo, in una delle mie classi. Per questa occasione, dal momento in cui il professor Bruni aveva proposto di lavorare sulla favola Lupus et Agnus, recuperiamo il medesimo testo, lavoriamo su questo, però anticipo che questo tipo di attività può essere svolto su qualunque tipo di testo, più o meno breve, ovviamente in questo caso ne abbiamo scelto uno piuttosto breve, e nel caso poi di competenze particolarmente evolute può funzionare molto bene su testo poetico, laddove allora anche si può far lavorare un gruppo sulla metrica, sulla rima e altri aspetti della poesia. In questo caso rimaniamo insomma sull'aspetto sintattico e grammaticale più semplice, più elementare, se si può usare questa espressione. L'attività che proponiamo è un'attività di manipolazione linguistica. Si prende un testo e lo si manipola. Allora, noi prendiamo adesso la favola Il lupo e l'agnello, abbiamo scelto, dopo avere cercato tra varie traduzioni quella che potesse dare minori difficoltà di comprensione e eventualmente poi anche di manipolazione, una versione moderna che si trova sul web, in ebook, a cura di Silvia Masaracchio. Avete visto che non è molto fedele all'originale, però non tradisce in maniera esagerata l'originale, a cura di Silvia Masaracchio. Si tratta di fare questo, realizzare a partire dal testo di partenza, dal testo originale, un nuovo testo. Io dico si fa eccezione per il titolo, nel senso che poi il titolo è difficile andarlo ad alterare, però potrebbe, come vedremo poi, venire fuori un nuovo titolo. E per questo esercizio di manipolazione testuale sarà doveroso, però affinché l'attività abbia efficacia didattica, osservare una serie di vincoli. Devono essere date, cioè, delle regole. Devono essere, primo vincolo, utilizzate tutte le parole del testo di partenza, nessuna esclusa, senza modificarle nel genere e nel numero. L'unica eccezione ammissibile è se occorre per quanto riguarda le lettere capitali. Qualche volta può essere necessaria una maiuscola o una minuscola a seconda del testo che sta emergendo. Devono anche essere utilizzati tutti i segni diacritici dell'originale, nessuno escluso, senza aggiunte arbitrarie, naturalmente senza sacrifici, incluse le virgolette, non solo punti, punto virgola. Il testo di arrivo deve avere un minimo di coerenza narrativa, possono essere ammesse forzature di senso, forzature semantiche, possono essere ammesse figure di significato anche fantasiose, che sfuggono al senso della realtà, però insomma non deve essere un testo privo di senso, questo è l'obiettivo, deve avere in qualche modo una sua funzionalità interna. Per procedere in classe, per lavorare con i ragazzi, io suggerisco, sulla base dell'esperienza, di porzionare il testo, di ricavarne delle porzioni o i singoli periodi, quindi lavoro periodo per periodo, oppure scegliendo dei nuclei narrativi che abbiano una loro coerenza interna, quindi potrebbe essere nel caso di un breve testo narrativo, l'esordio, l'avvio della vicenda, il culmine, la morale, cose del genere. Quali sono gli obiettivi didattici che ci prefiggiamo con questa attività?
Dal punto di vista della sintassi, l'obiettivo è quello di allenare le competenze di elaborazione corretta della sintassi in ordine a soggetto, predicato, complemento oggetto, eventuali altri complementi. Io insegno in un liceo dove uno non sospetterebbe, il professor Bruni ha insegnato all'università dove uno non sospetterebbe, ma l'esperienza insegna che la corretta costruzione della frase è spesso problematica anche in persone madrelingua italiano di buona educazione, e quindi un esercizio di questo tipo riteniamo che vada comunque affrontato. Dal punto di vista della grammatica si tratta di allenare le competenze grammaticali in ordine a concordanze di genere e di numero e al riconoscimento e all'utilizzo corretto delle parti del discorso, attributi, articoli, preposizioni, tutto quello che serve poi per l'arricchimento del discorso. Altro aspetto non secondario è l'utilizzo della punteggiatura e della segnaletica in generale, quindi le virgolette eccetera, il punto, punto e virgola, due punti, interrogativi, esclamativi, virgolette, parentesi, quindi la costruzione del periodo nella sua orchestrazione generale. Altro aspetto sul quale si intende lavorare è relativo al lessico, quindi spingere i ragazzi alla ricerca dei significati molteplici che le parole possono avere, perciò stesso indurli anche alla consultazione del dizionario, perché quando viene decontestualizzata una parola, quando un aggettivo si appoggia a un sostantivo in una condizione diversa rispetto all'originale, si perde il senso, per esempio, questo è un esempio tra gli altri, e stimolare la comprensione e la produzione di figure retoriche del significato. Questo non deve spaventare se si lavora con i ragazzi delle scuole medie, perché succede per incidente. Quindi in questo modo non si dà il nome prima del lavoro, prima della ricerca, alla eventuale figura del significato, il nome lo si va a conoscere dopo, quindi può essere un esercizio utile per scoprire i valori della retorica. Lupus et Agnus. Gli strumenti per la didattica suggeriti per questo tipo di attività sono la LIM, ormai tutte le scuole più o meno ce l'hanno, ma può benissimo bastare, come nel caso nostro di oggi, un PC collegato a un videoproiettore. Io in classe uso questo sistema. L'attività può essere proposta in diversi modi, sotto forma di gara, per singoli o per gruppi, quindi per squadrette, o più semplicemente come divertissement in classe, come divertimento di classe, sotto la guida del docente o in altre situazioni sotto la guida diretta di uno studente che sia particolarmente brillante. Allora, dividiamo il testo in porzioni, abbiamo detto o per nuclei narrativi o per periodi. Questa scelta sta a noi docenti compatibilmente con le abilità e le competenze degli studenti. Tra i suggerimenti vi è quello di tenere una cartella, io la definisco così, cartella dei resti. Il testo sta in una cartella di partenza, dalla quale di volta in volta io sposto le parole, sposto i segni diacritici che vanno poi a depositarsi nel testo di destinazione, e io vedo che cosa mi rimane, che cosa non ho utilizzato, e in questo modo evito di utilizzare due volte la stessa parola o lo stesso segno di punteggiatura, ma evito anche di fare un sacrificio, quindi nulla rimane inutilizzato.
Il metodo è favorito dalla strumentazione informatica perché con il semplice strumento del non del copia e incolla, scusatemi, del taglia incolla in questo caso, l'operazione viene proprio automatica e molto facile. Allo stesso rivo erano giunti il lupo e l'agnello, spinti dalla sete. In alto stava il lupo e molto più in basso l'agnello. Vedete qui ho già porzionato, no? Diciamo così, il testo. Ed ecco che il predone, stimolato dalla sua gola maledetta, tirò fuori un pretesto per litigare. Perché, disse, mi hai intorpidato l'acqua proprio mentre bevevo. E il batuffolo di lana, pieno di paura, risponde, scusa lupo, come posso fare quello che recrimini? È da te che scorre giù l'acqua fino alle mie labbra. Respinto dalla forza della verità, il lupo esclama, 6 mesi fa hai parlato di me, e l'agnello ribatte, io non ero ancora nato. Per Dio, lui dice, è stato tuo padre a sparlare di me, e così lo abbranca e lo sbrana, uccidendolo ingiustamente. Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con false accuse. Questo è il nostro testo di partenza. Adesso si tratta di fare il gioco, un'attività che ovviamente proponiamo sotto forma di gioco, e la facciamo qui noi a Palazzo Franchetti e i miei colleghi nelle sedi Polo. E io da qui smanetto per spostare le parole sulla base del vostro suggerimento. E devo uscire dalla modalità presentazione, altrimenti non riesco a manipolare il testo. Allora funziona così, io prendo una parola e la trascino sulla casella di fianco in questo caso. Ovviamente attendo ora i suggerimenti, proviamo, conosciamo i vincoli. Nulla deve essere sacrificato del testo di partenza, dobbiamo ottenere un testo che abbia un minimo di plausibilità narrativa, sintattica, non dobbiamo essere spaventati se vengono fuori delle cose particolarmente fantasiose, perché quello può suscitare il riso e suscita anche la gara tra i ragazzi. Ditemi voi che cosa possiamo incominciare a fare e immagino nelle scuole Polo possono fare altrettanto, poi magari evitiamo di farla proprio tutta perché il lavoro è lungo. Io in classe, in quarta liceo, ho impiegato un'ora piena per fare questo lavoro qui, tutti hanno partecipato, poi vi faccio vedere come è stato realizzato il nostro lavoro, insomma la nostra favola. Professor Bruni, se vuole dare l'abbrivio. È difficile questo esercizio. Beh, si incomincia. Allora, va bene. In alto. Io apprezzo che si dica che è difficile, però io posso dare già una indicazione, no? È importante, perché l'allievo, i nostri studenti ci dicono, ma prof, ma è difficile, come incomincio a fare questa cosa qui? Bene, ma noi che cosa abbiamo detto prima? Che tra le competenze che vogliamo allenare, per esempio, vi è quella della corretta costruzione della sintassi. Giusto? SVO, soggetto, verbo, oggetto. Soggetto, predicato, mi piace di più dire soggetto, predicato, complemento, oggetto, eventuali altri complementi. Quindi incominciamo a scegliere un soggetto, attribuiamo a questo soggetto un predicato che ovviamente dovrà essere concordato, perché non dovrà essere un predicato al plurale per un soggetto al singolare, non dovrò scegliere un aggettivo femminile per un sostantivo maschile. È lì che incomincia la vera attività, la vera palestra con i nostri ragazzi. Quindi non preoccupiamoci adesso di creare un'altra favola, preoccupiamoci di spostare le parole e vedere che cosa succede. La magia della costruzione testuale, che è la magia del poeta. Il poeta, quando ha un'idea, deve rendere l'espressione scritta identica alla propria idea, che non è mai strutturata dal punto di vista sintattico. È sempre qualche cosa di misterioso.
È per questo che la poesia poi diventa misteriosa, diventa particolare, diventa speciale, se il professor Bruni non mi tacita in questo mio No, il slancio. professor Bruni propone una modifica che il professore Stradiotto sicuramente boccerà come troppo pigra e semplice, ma mi espongo al fuoco amico, come si dice, cioè come dicono, perché dunque molto più in alto stava l'agnello e in basso, credo, il lupo. Tanto il senso non ci interessa, ci hai detto, no? No, fino a un certo punto. Vabbè, questa è un po' meccanica. Ma va bene, ma no, ma no, perdonerai i miei limiti. molto più. Ecco, così vediamo anche, scusatemi, vediamo anche come si agisce con questa cosa qui. Allora, molto, qui abbiamo pasticciato. Ragazzi, sto lavoro al computer. O lo fa il docente o lo fa uno dei ragazzi se si sa muovere, perché adesso non devo spostarlo, ho sbagliato, devo tagliare e incollare. Allora, molto, scusate adesso perché qui, ecco qui taglio e incollo, così le parole da lì spariscono. Molto più taglio e incollo, molto più in alto, dov'è alto? Molto più in alto, taglio e incollo. Molto più in alto stava chi? L'agnello? Sì, sì. Molto più in alto. Una semplice inversione in basso. Va bene, va benissimo. Bisogna vedere se dopo riusciamo a utilizzare tutto il materiale che abbiamo, perché la partita poi è quella. Molto più in alto stava l'agnello, il punto lo lascio lì, quindi adesso vediamo che avanziamo un punto. Stava l'agnello. Lo recuperiamo ora, no? E in basso il lupo. E Ma lui ha fatto una cosa molto più complicata. No? Non io, i miei ragazzi. Peggio. E in basso l'agnello. Devo mettere un punto dopo agnello, professore? Vediamo come continuiamo. Ah, è il lupo, il Il lupo, lupo. il lupo, il lupo, il lupo. Abbiamo invertito le posizioni. Allora non l'avevo cancellato l'agnello, avevo 2 agnelli? C'erano 2 agnelli, ecco, vedete, queste sono le cose che succedono. E in basso, proprio, ma non sono voluti venire. Li avevo invitati per la verità, sì, li avevo proprio invitati, perché hanno il copyright. E in basso, molto più in alto stava l'agnello e in basso il lupo. Dunque, professoressa Andrigo? Io metterei un bel punto. Perché no? Perché? Non ce ne sono altri punti? Può aggiungere un altro punto. Giusto? Hanno ragione. Touché. Ecco, quindi segnaliamo ai colleghi delle scuole Polo che qui già si è animato il dibattito e adesso tutti stanno contendendosi il diritto di utilizzo del punto. Allora Vediamo. possiamo usare il punto e virgola, o ci serve? Il professor Bruni vorrebbe usare il punto e virgola. La mediazione. Viene accolto. Dobbiamo anche dire che c'è stata un po' di argomentazione a questo riguardo, giusto? Perché è stato argomentato l'utilizzo del punto e virgola piuttosto che del punto. Una collega ha detto se utilizziamo il punto dopo blocchiamo il flusso della frase, non sappiamo come continuare. Quindi anche questo ha una sua... E si sa che la ragione è tutta dalla parte sua, insomma.
domanda è se dobbiamo lasciare anche le maiuscole, dove sono? No, le maiuscole ok, no, noi perché sennò- adesso, queste maiuscole mi sono venute in automatico No, spostando. era per il problema di allo, se lo possiamo far diventare Sì, minuscolo. era un minuscolo, era una minuscola. Però le maiuscole, a seconda di quello che ci piace, poi sulla base di quello che succede, eventualmente possiamo trasformarlo. Dunque, a questo punto la nostra favola dice: molto più in alto stava l'agnello e in basso, scusatemi, ho sbagliato io, e in basso il lupo. E allora? Serena, tu c'hai una... Prego. Potremmo ora, il lupo e l'agnello erano giunti allo stesso rivo, spinti dalla sete. Ci sono alternative? No. Sai che non ci sono alternative. Bene, allora, il lupo e l'agnello erano giunti. Come dice lei? Oppure altrimenti erano spinti dalla sete Allo stesso rivo. giunti, però si trasformerebbe più in un testo poetico che qualcos'altro da questo punto di vista. Credo che sia accettato dal severo... Nulla vincolo del nulla ce lo professore. proibisce, Lui è nulla ce lo severo e proibisce. letterale. No, perché qui ci deve essere anche la fantasia, il gioco, deve essere stimolata la fantasia, ma l'unica cosa necessaria è che ci sia il controllo della sintassi e della grammatica. Poi la fantasia deve correre libera, se no non c'è più letteratura, se non c'è fantasia. Allora, correggo, non più il lupo e l'agnello erano giunti allo stesso rivo, ma cosa abbiamo detto? E dicevo, erano spinti dalla sete allo stesso rivo giunti. Allora, erano spinti dalla sete, il lupo e l'agnello erano spinti dalla stessa sete allo stesso rivo giunti. Va benissimo anche il punto. Sì, col punto conclusivo, Col evidentemente. punto sì. dopo giunti, adesso è rimasto qui solo soletto questo punto, lo recuperiamo. Allora io adesso faccio solo un'osservazione, il testo è questo, così come l'abbiamo costruito fin qua, questa va minuscola. Allora, molto più in alto stava l'agnello e in basso il lupo. Il lupo e l'agnello erano spinti dalla sete allo stesso rivo giunti. Va benissimo, io non ho nessun tipo di obiezione. Faccio però osservare che siamo ancora molto vicini, molto fedeli all'originale, tranne per l'inversione proposta dal professor Bruni, che però, insomma, va bene anche così. Adesso la teniamo così com'è e proviamo ad andare avanti. Questa versione la salviamo e vediamo che cosa succede dopo, e così poi ce lo andiamo anche a leggere. Ed ecco, secondo nucleo narrativo, ed ecco che il predone, poi quando siamo stufi del gioco ci blocchiamo, perché non lo dobbiamo fare tutti, e andiamo a vedere quello che è stato fatto in un caso reale. No, ti diamo in pasto al lupo, veramente. Non è previsto. Non è previsto perché io non ci sono, neanche nel testo originale. Ed ecco che il predone, stimolato dalla sua gola maledetta, tirò fuori un pretesto per litigare. Perché, disse, mi hai intorbidato l'acqua proprio mentre bevevo? Benissimo, adesso abbiamo anche la professoressa Fornasero che si mette nella contesa. Dov'è l'acqua? il microfono. L'acqua, allora devo prendere l'acqua. L'acqua dalla sua gola maledetta. Allora, l'acqua, facciamo uno spazietto, dalla sua gola maledetta.
sua gola maledetta. L'acqua dalla sua gola maledetta. Predone. Però non Tiro so se si andrà fuori il avanti in qualche modo. predone, Non so se si andrà da benissimo. qualche parte. Benissimo, adesso incomincia a venire fuori la fantasia, perché è questo che accade. All'inizio, così come avete fatto voi, hanno fatto anche i miei studenti, hanno cercato di essere sensati e poi sono incominciate le fantasie vere. Adesso la professoressa Andrigo incomincia a tirare fuori il vero sale, tiro fuori il predone e vedrete che adesso incominciamo a divertirci. Tiro fuori il predone. Benissimo, l'acqua dalla sua gola maledetta, tiro fuori il predone. Qui questa ha una doppia chiave di lettura, no? Lucia. All'Istituto Veneto non si fanno questi giochi durante la ricreazione? No, io stavo seguendo, scusatemi, l'email da Padova che ci hanno mandato la loro versione. No, di cui perché terremo siccome avete senz'altro conto. Sì, non della parte precedente hanno scritto l'agnello e il lupo erano spinti dalla sete, punto e virgola, giunti allo stesso rivo, il lupo stava molto più in basso e l'agnello in alto. Ah, ecco, questa è una bella elaborazione. No, ma io stavo pensando che l'Istituto Veneto ha appena organizzato una bella mostra sui bestiari. Ecco, questo esercizio qui assomiglia molto ai bestiari perché vengono fuori delle creature strane. Quindi l'Istituto Veneto può partecipare a pieno titolo. L'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone. Ah, un bel predone intorbidato. Vedo che incominciamo a sentire il divertimento, il predone intorbidato. Io su queste cose mi diverto un sacco, se no non le farei. L'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato. È meglio dell'originale se continuiamo così. Professore. Io? Ecco che disse. Perché mi hai stimolato Tra virgolette, allora. per un pretesto? Oh, che Ragionate voi bello. però, Chi è che parla? Ditemelo voi, io non lo so. L'agnello deve parlare, ma non so come dice prima. Adesso vediamo di sistemare le cose allora. Perché mi hai stimolato? Vi lascio cose ingovernabili poi, Chi tardi arriva male alloggia. Perché mi hai stimolato? Perché mi hai stimolato, cosa dicevi, professore? Proprio per un pretesto? Proprio per un pretesto. Perché mi hai Si stimolato? può litigare bene con questa faccenda. Certo. Perché mi hai stimolato proprio per... Dov'è per... Ah, eccolo qua. Per... sì, l'importante è che ci sia tutto, Proprio per un pretesto. Vogliamo il punto di domanda, immagino, no? C'è un perché. Ah, lo togliamo? No, dico, ci vuole il punto di domanda. Possiamo giocare qui o dopo, se ci comoda. No? Perché mi hai stimolato proprio per un pretesto, quindi qui No, ci chiudo vuole, le ci vuole. virgolette e metto il punto di domanda e poi metto anche il punto allora. Ditemi voi. Scialacqui tutti i segni di punteggiatura. Allora, qui mi sono andati via un po' di segni, devo andare Arrivano a nuovi riportare contributi. qui. Devo riportare qui la Roma. Allora, l'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato. Perché mi hai stimolato proprio per un pretesto? Dice il
Beh, qui sembrerebbe che stia parlando l'acqua però, L'acqua dalla sua gola maledetta tira fuori il predone intorbidato e sembra che l'acqua stessa stia dicendo dica ora perché mi hai stimolato proprio per un pretesto. Io trovo molto è sottile metafisico, però la molto cosa, bello, sì. Cioè, non è incontrovertibile, però sì, hai ragione. No, ma a me piace, è molto surreale, molto... no? Ed bisogna tenere ed, non si può fare niente, per cui siamo ed ecco è vincolato. Ed chiuso. ecco... Come una parola sola. È una parola sola ed ecco, giusto? Non è sempre detto, Noi possiamo fare di tutto. Mentre bevevo, disse, Potrebbe però... andare rimane ed ecco qualcosa. che qualcosa disse fuori. Vedi? Ed ecco che... Ed ecco che disse... Ah, ma è tutto plausibile, Qui nessuno ha ragione. Nessuno deve avere ragione, oppure nessuno deve avere torto. Ed ecco che disse... Ci vorrebbero 3 puntini Attenti che sospensivi. abbiamo avanzato... Ne abbiamo due. Abbiamo avanzato un sacco di punteggiatura qui, e anche un paio di virgolette, quindi pensateci bene a quello che fate. Le virgolette prima di litigare? Certo. Perché è il diretto. Allora, riepilogo. L'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato, perché mi hai stimolato proprio per un pretesto. Ed ecco che disse litigare mentre bevevo? Allora mi avete chiesto una virgola dopo litigare, giusto? Una virgola dopo litigare, poi Che resta? virgolette dopo bevevo, le virgolette dopo bevevo, e il collega mi aveva chiesto una virgola dove prima? Mi sembra di essere un battitore d'asta. No, dicevo, siccome ci sono ancora... Sì. Dicevo, siccome ci sono ancora 2 virgole, si potrebbero utilizzarle lì dove c'è scritto intorbidato. Tiri fuori il pedrone intorbidato. Come un inciso? Esatto, tipo un inciso. Aggiudicata la virgola qui al signore con gli... E se si metteva l'acqua, virgola, dalla sua gola maledetta, virgola, tirò fuori il predone, punto. L'acqua, virgola, aggiudichiamo la virgola alla signora col ventaglio, l'acqua, virgola, Io sì, adesso anche il ventaglio. l'acqua, virgola. Sì, la virgola va... Fai prima a scriverla forse. L'acqua virgola. dalla sua... No. Ah, ho spastato l'ordine della virgola, scusatemi. Dalla sua gola Allora maledetta, faccio prima a cancellarla, a metterla ti conviene così. metterla, L'acqua dalla sua gola, virgola, maledetta. No, l'acqua, virgola, dalla sua gola maledetta. L'acqua, virgola. No, io sono in grande difficoltà adesso a smanettare sul keyboard. Una virgola dopo maledetta? Ah, non dopo l'acqua allora. Tiro fuori il predone, virgola... Io non ho tante virgole, ho solo quella io virgola volevo- lì, o dopo l'acqua o dopo maledetta. Volevo spostare, tirò fuori il predone, virgola, intorbidato, che cioè, l'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato, che mi piace moltissimo. Va bene, allora dimmi dove sposto la punteggiatura. Dopo l'acqua, virgola, la tolgo? No, L'acqua, virgola, dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone. virgola, Dopo maledetta? sì, E dove la vado a prendere? Dopo predone? esattamente. Ci siamo. Ok, perché dobbiamo stare attenti a non fare, a non alterare, a non aggiungere cose che non c'erano nell'originale.
L'acqua, virgola, dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato. I 2 punti ci sono rimasti 2 punti, potremmo girarli e Possiamo fare tutto e farli diventare... No, quello non è permesso per difficoltà tecniche. Troppa fantasia. Però qui ci va, ed ecco che disse litigare mentre bevevo, punto. Mentre bevevo, punto, dopo le 2 virgolette ci sta, giusto? E forse dopo il predone intorbidato, forse è l'unico... Metto un punto dopo intorpidato e un punto dopo bevevo, così chiudo il periodo, giusto? Sì. L'acqua dalla sua gola maledetta tirò fuori il predone intorbidato, perché mi hai stimolato proprio per un pretesto, ed ecco che disse litigare mentre bevevo, perché dovrebbe essere questa la sfumatura, no? Quindi un po' anche indignato, litigare proprio mentre bevevo, perché poi si deve giocare anche sulla recitazione con i ragazzi. Quando vengono fuori le cose strane, i docenti dovrebbero proprio riuscire a dare il senso delle cose strane che vengono fuori. Io non mi sono accorto che sono le 4:40, ammirato dalla bellezza policromatica del tuo... È un PP? Un PPT? Un PPT XX. High tech. Te possino. E anche tutti ci siamo divertiti. Bene. E vi faccio come vedere... da copione non ho finito il programma, io comincio subito perché c'è un altro argomento, qui non abbiamo Facciamo vedere come l'abbiamo realizzato noi o non c'è più il tempo? Voi? Volete vederlo? Lo vedete in tempo reale o ve lo vediamo? Vabbè, molto sofisticato. Va bene, allora il risultato in quarta liceo è il seguente. L'agnello Rivo stava in alto e in basso. Il lupo, l'agnello e il lupo erano giunti allo stesso, molto più spinti dalla sete. Perché, disse l'acqua, mi hai stimolato proprio mentre bevevo? Che maledetta! Dalla sua gola tirò fuori un predone intorbidato ed ecco il pretesto per litigare. Scusa, Batuffolo, come posso fare il lupo di lana che scorre da giù fino alle mie labbra? E l'acqua risponde, quello che recrimini te è pieno di paura. Lo abbranca, respinto dalla forza della sbrana, e lo ribatte. Io 6 mesi fa, io non ero ancora padre. Così l'agnello ingiustamente nato, uccidendolo, esclama, è stato il tuo lupo a sparlare di me. E lui dice, verità, hai sparlato di me, per Dio. Gli uomini, quegli innocenti, opprimono questa favola perché è scritta con false accuse. Bene, molto carino. Ok, abbiamo riso, però può funzionare, insomma. Bene. Va bene, può bastare per oggi. Volete restare? Io non ho impegni. Volevo fare una proposta. Lo provate a fare in classe? E poi ne parliamo la prossima volta? Sì. Cosa dite? Potrebbe essere un'idea, giusto per vedere, magari, non so se è la stessa... Sì, è quello che avevo detto prima, di testare e poi venire a dire punti buoni e punti cattivi, insomma. Ah, 17:45? Ah, vabbè, io avevo capito, anche tu c'eri cascata nell'orario? Sì. Ah, vabbè, allora Si può finire alle 5 al limite. Va bene. Che facciamo? Facciamo 5 minuti di pausa? Se volete vi riporto Che facciamo? anche la versione di Padova invece che hanno inviato. È arrivata? Sì, Che bello. allora leggiamo il primo pezzetto. L'agnello e il lupo, spinti dalla sete, giunti allo stesso rivo, il lupo stava molto più in basso e l'agnello in alto. Ed ecco, il predone, che stimolato dalla sua gola maledetta tirò fuori l'acqua, un pretesto intorpidato per litigare. Un pretesto intorbidato, carino. Bello. Carino. Avanti, tanto abbiamo tempo. No, loro hanno concluso come noi con questo brano. Io suggerirei di metterli comunque certo. una volta raccolti, o i lavori che Certo. riescono a svolgere in classe li mettiamo in piattaforma, Certo. così restano a disposizione un po' di tutti e apriamo un forum dove possono comunque confrontarsi. Mhm. Farne di nuove quello che vogliono, insomma.
sì. Benissimo, molto E io bene. volevo dare una proposta, avevo chiesto a Francesco se potevo in chiusura, che ho provato a fare in classe per il lessico. Già, Prima giusto. liceo linguistico, dovrebbero avere un certo lessico, ma le parole erano 4 aggettivi, 3 verbi, soprattutto fare facendo cosa, cosare, insomma. Ho chiesto ai ragazzi di scrivere, li ho divisi per file, perché non sapevo in quale altro modo suddividerli, e ho chiesto loro che ogni giorno si scrivessero le 5 parole nuove, mai sentite, di tutte le materie, le andassero a controllare sul vocabolario e si facesse una specie di rubrica appesa in modo tale che tutti la vedessero, con poi la elezione della parola più nuova, diversa, fatta, per arrivare alla fine dell'anno a fare una specie di schema di parole crociate. Ha funzionato, ne hanno imparate almeno una decina in più alla settimana, non è poco. Se sono 33 le settimane di scuola, sono 330 parole, 330 idee forse in più che possono avere. Ottimo. Tranne il fatto che non siamo in chiusura, mi permetto di correggerti. Sì, ma l'avevo in Se testa. fate questo esperimento e ce lo mandate, su quello possiamo costruire la lezione sul lessico. Così è materiale reale, fresco, di parole che i ragazzi non sanno e che però incontrano per strada o sui libri di testo Certo. o dove che sia. Benissimo, è proprio questo lo spirito di questo. So che il malleolo era piaciuto moltissimo, aveva raccolto un sacco di voti, per cui avevamo deciso di dire per il tuo malleolo anziché tutta quella serie di parolacce che usano quotidianamente. Quindi, Poi sono 4 o 5 veramente. anche forse solo quella. Quindi dal malleolo per il tuo ginocchio, per la tua tibia diventarono parole chiave e poi molte altre, insomma, anche quelle più semplici che a noi sembrano banali, non le conoscono. Lo sapete. E poi il tuo malleolo è molto più sofisticato. Malleolo. Non mi rompere il Il malleolo. malleolo è bellissimo. O il malleolo. Il malleolo. Come sono volgare, mamma mia. Il malleolo. Vabbè, perdonatemi. Poco. Sì, perché ha preso solo un'ora. Ha preso solo un'ora perché gli ho fatti galoppare perché dovevo portare il lavoro fatto al professor Bruni e quindi ci siamo scatenati, però va anche detto che a un certo momento si erano talmente eccitati nel lavoro per cui a piccoli gruppetti sui loro quaderni si scrivevano le soluzioni e diventava molto facile dopo l'esitazione dei primi 10 minuti scegliere le soluzioni più divertenti e quindi anche tra le diverse soluzioni individuate dalla classe poi fare la votazione e scegliere, perché quando vengono presi dall'eccitazione si lanciano anche indipendentemente dalla guida del docente. No, noi ci siamo messi come classe, il primo che ha provato a parlare ha tirato fuori la prima idea e poi ci siamo ritornati sopra, poi una ragazza ha avuto l'intuizione dell'agnello rivo che ci è piaciuta tantissimo perché ce lo siamo anche immaginato e poi a pioggia è venuto tutto il resto. È la prima volta che faceva questo tipo di manipolazione linguistica? Sì, perché la prima volta l'avevo fatta io una trentina d'anni fa da solo sulle parole crociate. C'erano degli esercizi molto belli, c'era una poesia di Montale completamente trasformata e bisognava dalla trasformazione ritornare all'originale e io ero ritornato all'originale perfetto tranne l'ultimo verso che secondo me era più bello di quello scritto da Montale. Quello che non vi ho detto e aggiungo adesso, l'esercizio diventa bello se dal testo manipolato si ritorna all'originale, perché anche questo poi può essere fatto. Provate con un testo manipolato da voi e i ragazzi a gara devono rimanipolarlo, poi vince che si avvicina di più all'originale, un'altra cosa. Quindi alla classe sì, l'ho provato per la prima volta perché ero stato provocato dal professor Bruni a tirare fuori un'attività.
Però è una cosa che avevo in mente, per esempio anche facendo laboratori di poesia negli anni passati a Mestre, facevo realizzare delle poesie quindi con endecasillabi perfetti, con le rime, partendo da un articolo di giornale, altra attività molto bella se un giorno si lavora sulla poesia. Queste sono cose che ho fatto proprio nei laboratori. Prendo un articolo di giornale e lo faccio diventare per esempio un sonetto. In questo caso sì, però allora si lavora sulle parole, sui sinonimi, no? Per esempio, quindi una parola ha una lunghezza che non si accomoda in un endecasillabo, ho bisogno di una sillaba in più, una sillaba in meno, trovo il suo sinonimo, ecco, tutte attività che possono essere fatte proprio di manipolazione. Questa sulla poesia è difficile, però sulla poesia un anno che ho insegnato alle medie l'ho proposta ai ragazzi delle medie, sì, e avevano giocato anche quella volta con i limiti che hanno i ragazzini delle medie, però era funzionata anche in quell'occasione lì, sì. C'è un libro un po' datato ormai, ma molto carino, che va bene per le medie, che è I draghi locopei di Ersilia Zamboni, mi pare. E anche un libricino semiclandestino di Umberto Eco che si intitola Povero Pinocchio, sulle manipolazioni linguistiche, anche questo. Magari ne farò un accenno quando faccio la lezione mia. E molte di queste sono attività che vanno bene per la fascia d'età, sì, delle medie, insomma anche per questi ragazzi di cui si occupa lei. Io per esempio con questa storia della manipolazione di Stradiotto ho riso fino alle lacrime, l'ho trovata bellissima. E ho trovato bellissimo il momento in cui sullo schermo rimane solo il punto, esteticamente meraviglioso. E questa cosa della manipolazione linguistica non è un'invenzione mia evidentemente, si usava nell'ambito della poesia dell'avanguardia, dal gruppo 63 in poi, queste cose qui sono state fatte ad alti livelli e in genere la poesia insegna molto proprio perché il più delle volte la poesia esce dal senso prosastico, no? Quindi vengono fuori proprio le cose magiche, le cose inconsce, come nell'ambito del surrealismo il cadavere schi, no? Il cadavere squisito, quando i poeti, i pittori sulle tovagliette dei bistrò scrivevano ciascuno una frase oppure ciascuno faceva un braccio, una testa e poi venivano fuori queste figure meravigliose. E questa è proprio la magia dell'inconscio, no? Che viene fuori, che diventa poi anche manifestazione artistica. L'approdo qual è? L'approdo è quello di mantenere poi la plausibilità, ecco, lessicale, di lavorare sulle parole, di governare la lingua, perché poi il poeta o lo scrittore chi è se non colui il quale governa la lingua, se ne appropria e dà alla lingua l'identità del proprio pensiero, del proprio sentimento. Quella delle medie, ho cominciato quest'anno, ho lavorato come insegnante di italiano agli stranieri soprattutto, alfabetizzati, quindi studenti che avevano seguito un percorso nel loro paese completo. Spesso erano studenti universitari o persone adulte, 50-60 anni, e ho utilizzato la tecnica dovevamo fare un ripasso di verbi regolari e abbiamo scritto tutti i verbi e poi abbiamo scelto un personaggio e gli abbiamo fatto fare tante cose che erano di fantasia e ci siamo divertiti molto ed è stato utile anche per utilizzare, ripetere tutti sempre la stessa, a catena, no? Questo racconto a catena, o anche però forse per i nostri studenti non è molto utile, ho utilizzato quel gioco che si chiama Le storie del mistero, credo si chiamino. Ci sono una serie di schede, vengono vendute nei negozi di giochi, dove c'è un fatto strano, una morte, sembra macabro ma non lo è, una morte strana accaduta. E dovevano in italiano giustificare questa morte con dei fatti più o meno plausibili.
e con delle classi di ragazzi svegli e coinvolti, attivi, sono venuti fuori dei bellissimi lavori anche di arricchimento lessicale. Sì, era molto carina. E a loro piace giocare con questi argomenti, di solito, insomma. Con gli stranieri funziona molto il cruciverba, per esempio, Sì. quelli facili, quelli facilitati. Anche io ho una piccola scuola per stranieri e utilizziamo anche il cruciverba, queste cose qui. Insomma. Beh, poi sì, ci sono molti supporti per gli stranieri, in effetti, come per le scuole secondarie, ma quelli per gli stranieri, forse perché sono più nuovi, sono anche... E comunque in genere lì dove c'è il gioco, dove c'è il divertimento, è più facile anche l'apprendimento. Sì, no, non che noi avessimo da imparare, però insomma ci siamo divertiti. Professore? Allora, adesso ho la terra bruciata da tutto questo. Ci vediamo prima. Dunque, allora, grazie per questo bel saggio, molto pensato ma anche molto spontaneo. L'argomento più piccolino di quello da cui abbiamo preso l'inizio è l'accento, perché nel corso del mio insegnamento mi sono accorto, tra l'altro, del fatto che i miei studenti non avevano la più pallida idea dell'accento. In che senso? Che se gli chiedevo dove va l'accento sulla parola mano, mi guardavano come un marziano, completamente smarriti. E insomma, cercando di riflettere su questa cosa, sono arrivato a una ipotetica conclusione, e cioè che noi diciamo spesso i giovani hanno una lingua povera. In verità non esageriamo con i lamenti, perché chi si lamenta non combina molto. E poi è chiaro che nel succedersi delle generazioni la lingua cambia, lo sapevano gli antichi, lo sappiamo anche oggi. Però la mia riflessione mi condusse a una conclusione molto semplice, giocata tra oralità e scrittura. Cioè noi da un lato diciamo i ragazzi leggono poco, hanno i loro aggeggi informatici dove c'è tanta spazzatura, oltre che cose eccellenti, bisogna vedere uno che cosa cerca. E quindi li vediamo immersi in un mondo di oralità sociale e mediatica. E però la scuola non insegna abbastanza italiano, le statistiche Ocse, Pisa ci bastonano, e però l'approccio alla lingua, probabilmente da molto tempo, certamente oggi in base alla mia limitata, si capisce, esperienza, avviene attraverso la mediazione della scrittura. Oso avanzare questa ipotesi o opinione, non ci giuro, ma insomma ero arrivato. E quindi una lingua come l'italiano, dove gli accenti si mettono poco, solo sulle parole con l'accento sull'ultima e poco più, mentre lo spagnolo dal Settecento, mi pare, dall'Accademia Real Spagnola, ha delle regole rigide, molto chiare per segnare gli accenti, si sa le parole sdrucciole, piane e tronche, in rapporto all'ambiente fonetico in cui vivono, di cui sono composte, vogliono o non vogliono l'accento. Per esempio, tutte le parole con l'accento sulla terzultima, questa è la regola più semplice, non che le altre siano terribili, devono essere accentate. Ecco. In spagnolo. Anche il francese ha delle regole più complicate, meno razionali di quelle dello spagnolo,
il che poi è un fattore di forte complicazione. Non è che ci abbiamo solo in Italia i problemi, Deo gratias, siamo in ottima compagnia, e hanno forti problemi per una ortografia corretta, e il rimedio di semplificare l'ortografia è invocato periodicamente, ma per motivi che adesso non mettiamo in mezzo, insomma non metto in discussione, se no deviamo troppo, io già ho questa tentazione deviante. Dicevo, non è facile attuare una riforma ortografica, basti pensare solo al problema dei libri di testo, per cui dalla seconda media alla terza cambia qualcosa. Anche in Germania, in maniera meno drammatica, c'è stata questa discussione che è un po' periodica, perché evidentemente la lingua parlata si allontana, si evolve, è più dinamica della lingua scritta. Però a noi questo interessa poco, perché appunto quello che interessa è questo filtro dell'immagine scritta. Per cui una realtà che l'ortografia e la scrittura registrano nei casi più inutili, tutto sommato, metà, amo, tirò, eccetera, a parte questi casi facili, dove l'accento è anche segnato, dicevo, risulta difficile il gioco degli accenti. Una delle parole d'ordine che girano non solo nella scuola è il coinvolgimento del soggetto, della persona, che va anche bene, anche se non si risolve tutto restando dentro i confini dell'individuo, dal momento che siamo animali sociali. Allora vi propongo un accesso un'introduzione all'accento attraverso il gioco dei diminutivi, dei nomi personali. Perché un modo tradizionale per fare i diminutivi, perché lo dico? Perché il gioco dei diminutivi vede l'accento come protagonista. E questo può essere divertente, non dirò come il lupo e l'agnello decostruito da Stradiotto, ma insomma può un po' interessare anche i ragazzi. Le regole le regole tradizionali che stanno dietro la formazione dei diminutivi sono abbastanza semplici. Non coprono tutti i diminutivi, ma ne coprono la maggior parte. E qui è proprio l'accento che comanda, perché nel diminutivo, che è anche un vezzeggiativo spesso e volentieri, nel diminutivo cadono le sillabe che stanno dopo l'accento, e la ragione è facile a capirsi. La sillaba accentata è più forte della sillaba non accentata. Quindi, insomma, questo avviene un po' in tutte le lingue. Le sillabe, se tu togli la sillaba con l'accento, la parola viene, come dire, sconvolta. Ecco. Allora, bisogna sapere dove va l'accento per capire la logica, l'uso, i modi di formazione dei diminutivi. Quindi Luigi, Gigi, bisogna rappresentare graficamente, visto che l'orecchio non bada a questi aspetti comunemente, bisogna mettere l'accento su Luigi per fare questo esercizio, che io ho fatto con i miei studenti, ma credo che si possa fare in tutte le classi di età, a dire il vero, e poi che si fa? Si pesca la consonante che sta nelle due sillabe che restano in piedi, che restano vitali. Quindi se da Luigi faccio sopravvivere solo Igi, perché ci va l'accento sulla prima I,
poi ripeschiamo la G, che sta tra la sillaba accentata e quella non accentata, e quindi abbiamo Gigi, che non è l'unico diminutivo di Luigi. Per esempio, per fare un caso semplice, poi ci sono dei casi meno chiari, Luigino si stacca e diventa Gino, e quindi qui non c'è bisogno di ripescare, è vero, la consonante interna. Quindi da Giuseppe passiamo a Peppe, lo stesso criterio, si ricicla la P lunga, doppia, di Eppe, e sto mettendo, sulla I, la A e la U, in italiano ci va un accento qualunque, perché in realtà cadono gli accenti, si usano gli accenti che si trovano sulla tastiera, quindi non c'è problema. Invece per E ed O, e a proposito di suoni questo discorso è utile, per E ed O sotto accento l'italiano ha una E aperta e una E chiusa, una O aperta e una O chiusa, cosa che l'ortografia nasconde, ma che però può essere materia di osservazione. E quindi Giuseppe, Peppe, e poi se fai Giuseppino o Peppino hai Pino, quindi sono quasi sempre bisillabi, come vedete, sono accorciati e spesso vezzeggiativi, talvolta no, è il soprannome che può essere ingiurioso. No? Giovanni può essere Vanni, oppure può essere, ma dato che stiamo parlando di riciclo, se così posso dire, della consonante interna, qui ho messo Nanni. Nei dialetti veneti c'è Nane, che poi diventa anche cognome. Luigi non funziona tanto in Veneto perché da Aloysius abbiamo l'assai veneto Alvise, quindi non so se ci siano diminutivi di Alvise, direi di no, però non può essere, viene rispettato. Guglielmo, Memmo, e questo è anche Memo con la consonante breve, dico breve per dire quella che si scrive con una lettera sola, e lunga quella che si scrive con due lettere. Memo, conosco dei Memo in regione. Poi che cosa abbiamo? Girolamo, questo è molto veneziano. Momo, quindi Omo, tagliando brutalmente la, e poi con recupero della M. E poi c'erano a Venezia una volta anche le momarie, insomma spettacoli che dovevano, non ho guardato l'etimologia, ma insomma mi sembra collegata. Questo è il primo sistema. Il secondo sistema è più rapido perché semplicemente si stacca tutto quello che si stacca la prima sillaba, qui non c'è, senza ripescaggi, e quindi Antonio va bene la T, Tonio, Giovanni, Gianni, quindi Giovanni, Vanni, Gianni, e a cui corrisponde perfettamente Zane dei dialetti settentrionali, perché nei dialetti a nord della linea La Spezia Rimini, cosa che vi raccomando di non dire agli studenti, a nord di La Spezia Rimini abbiamo che alla G toscano-italiana corrisponde un suono leggermente più avanzato verso gli alveoli, e da G il passaggio a Z o Z è facile. I cognomi Zanet, il poeta Zanella, sono tutti cognomi derivati da Zane. Benedetto lo tagliamo in detto, Elisabetta la tagliamo, il nome e non la persona, per carità, in Betta, da cui Bettina,
bambina presente per esempio nei Promessi Sposi, e ho dimenticato di mettere la B maiuscola. Margherita, Rita, mi è scappata una L. Beatrice, quella di Dante tra l'altro, Bice. E poi abbiamo questi nomi più facili, Riccardo, Riccardino, Dino, però da Dino non si può risalire al nome vero, cioè quello completo, perché tutti quelli che finiscono in D o T hanno Dino o Tino, anche Tina, quindi Alberto, Albertino, Tino, eccetera, Assunta, Assuntina, eccetera, eccetera. Però quello che rende dinamica questa piccola regoletta triplice, che risolve molti, ripeto, non tutti i casi, ci sarà sempre qualche caso che non si lascia ricondurre a questi modi, e spesso non è facile capire il percorso. Oggi, i giovani di oggi, i famigerati giovani di oggi, nel linguaggio giovanile, perché è chiaro che le generazioni più avanti negli anni conservano il linguaggio che hanno imparato da bambini e da giovani, la regola è cambiata. Da Alessandro, secondo la regola detta, abbiamo Sandro, da cui Sandrino, per esempio. Ma oggi Ale, da Valentina, Tina, ma oggi Vale. No, aspetta, li ho saltati questi. Ah, c'è Sandro. Ma oggi anche Ale, Simone, Simo, ho messo un accento sbagliato perché non c'entra. Cioè, Simone non è Mone, ma Simo. Sì, e poi uno pensa, non è quello il motivo, insomma, che si pensa a un'altra cosa in Veneto. Simone, con una conseguenza di un certo interesse, che questo fatto che si prende la prima parte del nome lungo neutralizza la differenza di sesso o di genere. Ale può essere un maschio o una femmina, Vale un Valentino e una Valentina, Fede un Federico o una Federica. Perché? No, dipende, il genere grammaticale non ho altro da dire, ma la ragione è che la lingua è viva e quindi cambia, e però non abbiamo detto ancora tutta la verità, ma non c'è bisogno neanche di dirla, dipende un po' dalle circostanze in cui ci si trova a insegnare, dall'ambiente, dalla classe. Oltre all'accento principale, l'italiano ha degli accenti secondari, e quindi abbiamo Alessandro, Federico. Non sappiamo però perché sia cambiata la modalità di formazione dei diminutivi, perché, come dicevano e sapevano benissimo già gli antichi, l'uso comanda le lingue e il suo non è un potere fondato sul consenso, ma le cambia arbitrariamente. Questo lo sapevano già i greci e i latini, e oggi continuiamo a dire la stessa cosa. Poi ci sono questi cognomi che non bene si conformano all'uso dell'italiano, perché in italiano non abbiamo parole che finiscono in X o in M, diverso è il caso dei dialetti per la M, e quindi per influsso anglofilo e americanofilo Alessandro diventa Alex o Alessio anche, Max Massimo, Tom Tommaso. Ho detto che nei dialetti la cosa è diversa, perché nei dialetti, sempre quelli settentrionali, che tagliano spietatamente le vocali finali o abbondantemente, certe volte una parola con la sillaba ma, me, mi, mo, mu, beh, mu non credo, perde la vocale finale e la M finale generalmente diventa una N. Il Veneto è un buon osservatorio per questo fenomeno. Pensate, a proposito di nomi, al signor Zambon, che è un cognome veramente, e che non è altro che Giamboni,
cioè il signor Prosciutto, che Giamboni c'è in Toscana e invece Zambon, con la O chiusa, che io, essendo dell'Italia centrale, devo stare attento a non pronunciare troppo Zambon, se no voi mi prendete in giro, spietati come siete, e dicevo, il Veneto è un buon punto di osservazione, migliori sono i dialetti, da questo punto di vista, i dialetti lombardi e friulani, molto diversi tra loro, abbastanza diversi tra loro e dal Veneto, dove la strage, chiamiamola così enfaticamente, di vocali finali è molto più ampia. Questo giochetto si potrebbe fare con i cognomi oltre che con i nomi, però molti nomi sono stati adattati all'italiano e quindi spesso Zambon oggi è Zamboni, quindi si sono mascherati. In sostanza molte volte l'origine, la Z ci parla di un'origine settentrionale e quindi la I è stata aggiunta dopo, ma queste sono cose, per carità, esagerate da dire. E poi, ultimo caso, vedete come, perché si viaggia da solo, forse mi sta dicendo di spicciarmi il computer. No. Vedete l'uso di segni grafici alfabetici estranei all'italiano, Giussi, Tommy, Geppi, eccetera, Tony, che è proprio inglese a questo punto. Del resto si conosce l'uso del K, per esempio il segno polemico e negativo all'americano col K, ma questo non ci interessa adesso. Concludo e vi lascio tranquilli almeno per questa volta, osservando che da questa base soggettiva, ci sarà qualche allievo in una classe che abbia dei soprannomi o dei diminutivi, no? Tutti, insomma quasi tutti ce l'hanno, si può partire per la maledetta grammatica. Coinvolgimento soggettivo sì, ma poi bisogna pure generalizzare, si dovrebbe, immagino. Allora si può fare un'analisi grammaticale di capito e capito. Una volta che i misteri dell'accento sono stati resi sulla carta, diventa più facile dire capito, la modesta ma sempre importante analisi grammaticale, io capito, indicativo presente, prima persona, non è una cosa così stupida. E capito è il participio passato, non dico di quale verbo perché sennò vi offendete. A parte, ma questo non credo che si possa dire, ma a voi lo dico, non che siano chissà quali misteri eleusini, ma insomma non bisogna esagerare nelle informazioni, bisogna andare alle cose di base, a parte segno capitò, perché, come dicevo prima, solo le O sotto accento distinguono il suono chiuso e il suono aperto. Per cui in capito e capito la O ha la stessa apertura, mentre capitò rispetto a un possibile ma inesistente capitò. E sono quegli esempi che si fanno sempre sulla base di pesca e pesca, che è una delle falsità della grammatica, perché io, essendo vissuto nel sud e nel nord, la pesca, come si dice in Veneto pesca? No, persego è proprio persicus dialettale, però pesca e non pesca, è stretta, ma pure nel meridione è la stessa cosa, però la grammatica ci dice così, invece è esatto, botte e botte, dare le botte, picchiare, e botte quella a doghe piena di buon vino. Lo stesso, allora, capitano, e si può analizzare grammaticalmente, capitano e capitanò, dove vale lo stesso discorso di prima. E vabbè, gli esempi non sono difficili, calamita, calamità,
Altro è il caso di quelli che tecnicamente, io non amo la terminologia tecnica, però ogni tanto ci fa comodo, ma non si tratta di insegnare queste parole molto accademiche, diciamo, ma di insegnare la lingua, gli omografi, le parole che si scrivono allo stesso modo, e si può stimolare un po' di curiosità, meno divertente dell'agnello Rivo, ma aspetto le prossime invenzioni che voi mi darete, che sono meno creativo di voi. Danno, che può essere sostantivo e può essere il verbo dare, forma un astratto, una grande parola della nostra cultura, e forma voce del verbo formare. E per concludere, non so se conoscete queste due frasi, che sono un vecchio ma sempre valido segno di ambiguità semantica, che si possono dare ai bambini anche di prima e seconda media, se sanno un po' di grammatica astratta. Una vecchia porta la sbarra, dove vecchia è sostantivo femminile e porta è il verbo portare. E invece una vecchia porta la sbarra, e qui fate notare, si nota, mentre la scrittura non disambigua, la prosodia, cioè la parola parlata, una vecchia porta la sbarra, una vecchia porta la sbarra, si capisce, ma quando si legge no. E idem, una vecchia legge la regola, una vecchia legge, e qui c'è il gioco di E aperta e di E chiusa, la regola. Ecco, va bene. Io mi sono stancato. No, Lucia no, va bene. Io ho ricevuto un suggerimento dal professore Ellero, che chiede un chiarimento che può essere interessante e di attualità sul ministro Padoan o Padoan. Non c'è dubbio, è Padoan. Voi sapete il vecchio motto, il cognome è mio e lo gestisco io. No, è chiaro, la risposta è obbligata naturalmente, perché io avevo il caro collega e amico scomparso prematuramente Giorgio Padoan, insomma è ovvio, perché è un nome, come si capisce senza fare profondi studi di linguistica, che è in antico Padova nel Cinquecento e insomma nei secoli scorsi era Padua, infatti in inglese la città è Padua, dal latino poi, no? E quindi Padoan. Poi Dotto e Patavino, e queste cose qui. Però Padoan. È chiaro che il ministro forse sente, e questo però bisognerebbe metterlo sul lettino, non dico dello psichiatra, ma del linguista agguerrito, e io mi guardo bene dal fargli queste proposte, che sente, essendo nato a Torino, come abbiamo letto, a me è anche simpatico veramente, ma questo non c'entra, essendo nato a Torino non funziona questo cognome. E forse c'è un po' di... questo è un problema molto importante, no? Questo della... non lo so se interessi... Non è un problema linguistico, è un problema... Ma fu detto da un fiorentino però. Di damnazio... perché... E fu detto da un fiorentino che era Padoan e non Padoan. Ma lui ha confermato però. Forse bisogna seguire il capo. Perché, cioè da Renzi? In una trasmissione televisiva. Renzi ha tante doti, ma non è tenuto alla linea, a conoscere la linea alla Spezia Rimini, per cui io prendevo lo stipendio. No, scherzi a parte, può esserci una certa rimozione delle origini, perché questo è un fenomeno che in Italia si è equamente verificato al nord come al sud. Soprattutto, io sono perugino e forse faccio il tifo in questo per l'Italia centrale, soprattutto a nord e a sud del paese. L'Italia centrale forse un po' meno. Cioè il passato come dialetto uguale ignoranza, uguale miseria. La diagnosi, io ho visto qualche cason nella laguna di Marano e capisco, però ormai grazie a Dio nessuno abita più nei cason e adesso rimpiangiamo le identità perdute. Ma queste sono contraddizioni inerenti, se permettete, alla natura umana, insomma. Dica.
no, non c'è salvezza. Certo. Sì. È già Benetto, è quello che... Però c'è questo piccolo particolare che l'inglese come lingua germanica tende a ritrarre l'accento. Minor detail, dicono gli inglesi, piccolo particolare, e poi vagliela di. Una volta mi trovavo con un poi ci lasciamo, con un superbioso funzionario degli esteri all'estero e avevo un cognome facile di questi, tipo Duccio, che ne so, Riccarduccio, una cosa del genere, non mi ricordo più, sono passati tanti anni, e gli sa, viene da questo. No, ma uno si offesse, fu proprio maleducato. Dice, il cognome è mio, so io da dove viene, il che ma io non ho ribattuto perché tanto con le teste di legno è inutile argomentare, a dire la verità, e vabbè. Però insomma queste cose è meglio saperle per chi lavora a contatto e lavora con l'italiano. Insomma. Ed è importante. Bene. Ci sciogliamo? Salutiamo le sedi. Ah, giusto. Sì, va bene. Allora io concluderei, grazie alle 4 sedi che hanno goduto della nostra visione. Noi abbiamo goduto delle loro domande. Noi abbiamo goduto solo della parola messaggiata o trasmessa per posta elettronica, quindi siamo in realtà in credito, ecco perché. Va bene, ci vediamo quando è, non mi ricordo, insomma sapete quando è il prossimo. Vabbè, insomma, secondo il programma. Grazie a tutti e arrivederci. Buonasera.